Questa mattina presso la residenza per anziani al Boschetto è stato inaugurato il nuovo reparto per anziani non autosufficienti. 25 posti letto in un ambiente che ha voluto ricreare l'atmosfera calda di una casa piuttosto che un freddo ambiente ospedaliero. In circa un anno, non privo di difficoltà, si è potuto realizzare il nuovo reparto, del quale il presidente dell'IPAB, Antonio Serraino, si è mostrato molto orgoglioso. Diamo alla città questi 25 nuovi posti di fronte a una richiesta molto elevata, ha affermato. Sono intervenuti all'inaugurazione coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questo nuovo reparto. L'ULSS 3 Serenissima, per la quale era presente Massimo Zuin, direttore dei servizi sociosanitari, e la Regione Veneto, con l'assessore alla sanità, l'attenta e puntuale Manuela Lanzarin. Presente poi il sindaco di Chioggia Mauro Armelao, il vescovo Monsignor Giampaolo Dianin, che avrebbe poi benedetto la nuova struttura, il consigliere regionale Marco Dolfin. Tra la folla il presidente del Consiglio del Comune di Chioggia, numerosi assessori e consiglieri comunali, il CDA dell'IPAB quasi al completo, il primario del pronto soccorso e altri medici dell'ospedale di Chioggia e tanti stakeholders. Zuin ha voluto rassicurare una volta di più dell'attenzione che la ULSS 3 riserva a Chioggia e dell'oggettivo invecchiamento della popolazione che necessita di sempre maggiori attenzioni che la ULSS 3 cerca di intercettare. Intervenuto il sindaco, presentato anche con troppa enfasi da parte del collega Serraino, che ha ricambiato con la stessa enfasi ringraziando il CDA dell'IPAB e i consiglieri comunali della maggioranza presenti e assenti, non citando quelli della minoranza presenti, nonostante abbia affermato che è necessario fare sintesi quando si parla di sicurezza e sanità, argomenti che non hanno un colore politico. Massima collaborazione tra amministrazione e IPAB, quindi, alla quale il sindaco riconosce l'eccellenza non avendo riscontri negativi. Più 25, una cosa importantissima per la nostra città, ha concluso il sindaco Armelao, facendoci però tornare alla memoria i circa 90 posti letto che sarebbe stato possibile avere nella ex colonia Turati se il sindaco stesso non avesse deciso di interrompere le trattative in corso con Altinia, ancora quasi inizio mandato. Sembrerebbe però che il destino della Turati si stia schiarendo. Secondo voci di popolo assumerà una cubatura ben maggiore e ne saranno realizzati appartamenti, mentre una casa di riposo si dice verrà realizzata ma ben lontano dal centro, sembra in una delle frazioni. Prima di passare la parola all'assessore, il presidente Serraino ha voluto rendere noti i nomi con cui si è deciso di chiamare i vari reparti della struttura Boschetto e Girasole. Fino ad oggi infatti solo la residenza Arcobaleno aveva nominato i reparti. La parola è passata quindi all'assessore della Regione Veneto, Lanzarin, la quale ha ricordato l'aumento dell'indice di invecchiamento della popolazione e la necessità di soddisfare i nuovi bisogni di una popolazione più anziana. 32.000 sono i posti letto nelle strutture per anziani in Veneto e altri 4.000 sono in fase di realizzo, 36.000 in totale contro i soli 17.000 posti letto distribuiti nelle varie strutture ospedaliere nello stesso territorio di competenza. Di qui l'impegno costante della Regione che per questi 25 posti letto ha messo a disposizione 1 milione di euro in fondi di rotazione. Un altro 1 milione di euro la Regione ha messo a disposizione per l'adeguamento della struttura al Girasole, non solo da un punto di vista impiantistico o altro, ma anche da un punto di vista del comfort per gli stessi ospiti. In questi giorni ci sarà questa svendita, questo svuota tutto sulla merce esposta e anche su quello che ho da magazzino. Perché? Perché ci sarà la nuova collezione 2025 che ti farà sbalordire. Dunque in questi giorni potrete approfittare delle promozioni che ho e dunque fare il vostro affare migliore. Però fra qualche settimana arriveranno anche tutti i prodotti nuovi e ci saranno importanti novità. E allora vi aspetto qui nel mio negozio. In questi giorni, appunto, come vi ho detto, farete il vostro affare migliore. L'Emilio una notte in Viale Mediterraneo. Vi aspetto.